Abbiamo parlato spesso dell'andamento di questo nostro nord-est, di questo nostro Veneto, delle difficoltà. Sì, la disoccupazione è inferiore, molto inferiore a quella nazionale, però negli anni dal 2007 al 2013 è raddoppiata, così quella giovanile, il PIL è calato più di quello nazionale, insomma c'è una situazione di sofferenza. È vero che l'export va bene, è vero che le nostre imprese risultano competitive nonostante un euro forte, ma questa forza, questa competitività ha un punto ancora più forte, sarebbe il nostro turismo. Basterebbe razionalizzarlo, basterebbe guardare il futuro, studiarlo, cercare di fare una sorta di piano industriale, di avere una vision del turismo futuro. Che turismo sarà necessario? La gente continuerà a venire? Sì, se noi sapremo intercettare quelle che sono le esigenze, e allora per questo ci vuole studio, riflessione, ma soprattutto bisogna capire la sua importanza. Per il Veneto e anche per tutto il nord-est è importantissimo. Difatti il Veneto non a caso è la prima regione turistica d'Italia.